la campanella sta per suonare, ricomincia la scuola. Ma tu sei veramente pronto? O meglio, la tua connessione internet è veramente pronta? Mai come quest'anno, avere internet veloce a casa sarà una necessità. Noi di Wind 3 abbiamo l'offerta giusta per tutti. Vieni a trovarci a Monselice in via Cristoforo Colombo 34 o a Conselve presso il centro commerciale Lando. Gioco di squadra, passione, grinta, fair play, vittoria, ma anche qualità, comodità, stile. Tutto questo è PM Sport. Forniture sportive per squadre di calcio, calcetto e volley. E vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature per calcio, volley e tempo libero. Grandi firme come Adidas, Nike, RA, Mizuno e tante altre. PM Sport, tutto per lo sport. A Portoviro, strada statale Romea di fronte all'Idol. A Rovigo, in Viale del Commercio, zona centro commerciale La Fattoria. Seguici su Facebook e Instagram. Buonasera a tutti e benvenuti all'8ª puntata di Lunedì in Campo. Come sapete si gioca solo in Serie D e questa sera qui con noi abbiamo tantissimi ospiti a riguardo. Ci vediamo tra pochissimo dopo la sigla. Eccoci di nuovo in studio, andiamo subito a presentare gli ospiti della serata. Qui con noi stasera abbiamo Alessandro Castellan, giocatore dell'Union Vis. Ciao Alessandro. Ciao, buonasera a tutti. Abbiamo Luca Boldrin, allenatore dell'Union Vis. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Luca. Abbiamo il nostro mitico Luca Albieri. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Massimiliano De Mossi, allenatore dell'Este. Buonasera. Buonasera. Davide Sannazzaro, direttore generale dell'Este. Buonasera. Buonasera. E in diretta Skype avremo Andrea Pagan, allenatore del Delta Porto Tolle. E ovviamente il nostro fantastico Elia Faggion. Ciao Eleonora, buonasera a tutti i nostri telespettatori, una puntata ricca di ospiti come vedete, insomma parterre de roi questa sera con molti allenatori, giocatori e il nostro esperto mister Luca Albieri. Come sapete si è giocato solamente in Serie D in questo fine settimana, un fine settimana complicato, siamo ancora in una fase abbastanza insomma incomprensibile perché si dovrebbe giocare tra qualche giorno il prossimo turno, non si sa
invece per quanto riguarda le ultime novità, le ultime informazioni che ci arrivano, se effettivamente si potrà giocare proprio a distanza anche di poche ore da adesso, per cui navighiamo un po' a vista. Quindi commentiamo intanto ciò che è successo nell'ultimo weekend di questo Serie D, che appunto ha messo in scena diverse partite, molte non si sono giocate. Prego la regia di farci vedere i risultati di questo fine settimana nel girone C di Serie D. Come vedete, 4 partite rinviate, tra cui Trento Union Feltre e appunto quella tra Adriese e Cartigliano, per un caso di positività rilevato nella formazione appunto di Adria. Han giocato le altre, come vedete, ha pareggiato l'Union Clodense con il Belluno, ha pareggiato anche l'Este di De Mozzi, che abbiamo qui in studio insieme a Sannazaro, 2-2 contro l'Union Selico San Giorgio, ha vinto il Caldiero contro il Campodarsego, che appunto aveva appena cambiato allenatore. Mister Ballarin comincia con una sconfitta, e vince infine il Delta Porto Tolle 1-0 contro il Montebelluna nel big match di questo fine settimana. Vince anche il Mestre, quindi la classifica adesso recita così: col Delta Porto Tolle, dopo 3 anni, che torna in cima, in vetta di questo girone, quindi davvero belle notizie per quanto riguarda la formazione del litorale rodigino. Non ha giocato il Trento, che resta a 14 con una gara in meno rispetto al Delta. Sale il Mestre appunto a -1 dalla capolista, e via via le altre, con l'Este che fa un punticino e va a 12, l'Adriese invece sulla destra del vostro teleschermo, là in alto, appaiata tra Manzanese e Clodiense a 8 punti. Arzignano che rimane incredibilmente senza vittorie, con 5 gare giocate su 7 turni, a 2 punti in classifica. Abbiamo fatto un piccolo recap di questo weekend, abbiamo detto un po' settimana zoppata dal Covid. Vado subito da mister Luca Albieri. Buonasera mister. Abbiamo tanti temi, cominciamo dal precipuo, quello principale, Covid. Cosa ne pensi, e soprattutto se si potrà continuare a giocare? C'è un infrasettimanale tra 2 giorni. Quello che penso è che sinceramente mi auguro e spero per tutti i dilettanti dalla Serie D fino alla terza categoria che si possa riprendere, insomma. Posso capire quello che stiamo vivendo e quello che sta succedendo, però mi auguro e spero che sia il governo politico che il governo sportivo ci diano una mano, insomma, per cercare di far andare avanti tutto questo indotto, che è un indotto veramente importante, insomma, anche perché sinceramente queste ultime 2 settimane senza partite, parlo dall'eccellenza in giù, è stato veramente un dramma, insomma, e quindi spero e mi auguro che non solamente la Serie D, mi auguro che la Serie D vada avanti alla grandissima, insomma, mentre che possano riprendere nel breve periodo anche gli altri campionati minori. Anche gli altri campionati minori, perché è un vero dramma anche un po' per tutto questo indotto tra allenatori, giocatori, addetti ai lavori, che più ne ha più ne metta, settore giovanile, tanti ragazzi che è giusto che vadano al campo ad allenarsi, a vivere, a essere felici, e tutto quello che ci va dietro. Quindi mi auguro e spero che ci sia del buon senso, insomma, come stiamo sperando che questo nuovo decreto che stanno per assaggiare domani, mi auguro e spero che ci sia del buon senso, insomma, nel senso che le zone dove è localizzato questo purtroppo virus siano le zone dove andranno chiuse di più rispetto a altre zone dove magari il virus c'è di meno, insomma, quindi... Sì, parli un po', insomma, di fare una situazione un po' eterogenea, non uniforme. Sì, non uniforme, ti dico proprio la verità. Quindi non blocchiamo tutto, ma andiamo a livello mirato appunto a selezionare quali sono le zone più calde, magari lì intervenire, mentre lasciare un po' più di spazio dove si sta un po' meglio. A questo proposito vorrei subito allacciarmi con i 2 ospiti dell'Adriese, Sannazaro e De Mozzi, direttore generale e allenatore della squadra. C'è un po' di amarezza, lo dicevamo anche nel pre-puntata a microfoni spenti, c'è un po' di amarezza, non so se chi vuole commentare per primo, per questa situazione che, insomma, come diceva mister Luca Albieri, toglie anche felicità, toglie anche però, interrompe un lavoro, un percorso che è stato fatto da quest'estate o da quest'autunno. Prego, chi vuole cominciare?
Prego Sannazzaro. Sì, amarezza sicuramente, perché interrompere in questo momento vuol dire un po' perdere il ritmo, perdere tutto il lavoro fatto finora, ed è un peccato. I ragazzi, almeno io parlo per quanto riguarda la nostra squadra, i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, lo staff idem, quindi interrompere sarebbe sicuramente deleterio. Si spera che le prossime normative che escono dalla federazione siano normative che ci permettono almeno di allenarci. Sì. Magari non si potrà giocare, non sappiamo ancora niente, però almeno di poter allenarci in modo che si possa continuare il lavoro. Senz'altro, quindi mister De Mozzi, mi guardi con degli occhi davvero dispiaciuti questa sera? No, perché si va a togliere la passione, perché poi alla fine uno gioca a calcio, nasce e gli danno un pallone in mano e si gioca a calcio per passione, no? E in questo momento c'è il rischio che se ti bloccano tutto ti vanno a levare quella che è la passione dai più piccoli ai più grandi. Poi però loro sono gli esperti e se deve succedere succede. Speriamo appunto che ci diano la possibilità almeno di allenarci e di poter andare al campo, ecco, tutto lì, poi proseguire. Si fa quello che ci dicono di fare. Esatto, si prosegue un percorso poi insomma che verrà anche uniformato con gli atteggiamenti a ciò che verrà appunto scelto e diretto appunto dal DPCM. Invece situazione prima categoria, situazione dilettanti, campionati minori, Luca Boldrin, allenatore dell'Union Vis, si continua ad allenarsi all'Endinara? Noi è praticamente quasi una settimana che non ci alleniamo, purtroppo la situazione non è chiara, perché comunque senti la federazione e non ci dà mai informazioni certe e quindi diventa veramente difficile programmare. Sì, è davvero difficile. Alessandro Castellan, dal punto di vista del calciatore invece, situazione omologa a quella delle società oppure c'è ancora situazione anche forse peggiore per il calciatore, che appunto viene privato della sua fonte, oltre che di passione ma anche di mestiere? Forse anche c'è un lato pecuniario, no, economico dei calciatori a questo punto di vista? Sì, quello dopo dipende dalle varie situazioni delle varie società. Sicuramente per il calciatore è grave fermarsi, perché comunque si va a perdere anche la condizione fisica. Sì. Se ci si dovesse allenare comunque gli manca l'obiettivo della partita, va un po' a perdere il significato dell'allenamento, anche se, come ha detto anche il mister, sicuramente speriamo almeno di poterci allenare nei prossimi giorni, perché sennò andrebbe tutto a compromettersi, appunto a livello fisico, a livello di obiettivi, a livello anche di concentrazione, di testa. È normale che siamo tutti così, in attesa di delucidazioni. Chiaro, quindi situazione un po' fumosa per tutti quanti, in tutte le sfaccettature, un po' in tutte le categorie calcistiche che appunto riguardano anche chi ci segue da casa, i tifosi delle squadre di calcio dei nostri campionati a livello regionale. A questo punto insomma andiamo anche a riepilogare ciò che è successo, entriamo nel dettaglio con i risultati della settimana, con il Belluno che pareggia 1-1 con la Clodiense Chioggia, tutto nel finale, gol di Corbanese e Ndreka per il Chioggia. E vediamo cosa ha detto mister Andreucci della Clodiense Chioggia, reduce appunto dalla sua seconda partita da allenatore della formazione granata. La prima l'ha persa, la seconda l'ha pareggiata, inizio non semplice, lo ascoltiamo adesso grazie alla regia. Mister, 1-1 preso con le unghie e coi denti, prova di carattere, anche di solidità si può dire. Intanto è stata una partita un po' dai due volti, no? Nel senso che il primo tempo, secondo me, per come abbiamo giocato, meritavamo sicuramente qualcosina in più. Il secondo tempo la partita è diventata più equilibrata, noi volevamo fortemente i 3 punti, anche il Belluno, poi c'è stato questo episodio dell'espulsione che un pochino ci ha condizionato. Sono stati bravi loro ad andare in vantaggio, sono molto contento della reazione della squadra in 10, perché ha dimostrato grande carattere, ha dimostrato voglia di reagire. Credo che sia a quel punto lì un punto più che meritato, anche se all'inizio, per come abbiamo approcciato la partita e per il gioco che abbiamo espresso, credo che meritassimo anche qualcosa di più. Abbiamo avuto anche altre occasioni, oltre al gol, 2 tiri a giro finiti veramente breve. Credo che la squadra cominci ad avere una fisionomia corretta, i ragazzi ci sono, vogliono fare bene, per cui
dobbiamo continuare questo percorso. Ecco. L'espulsione è arrivata anche in un momento in cui stava preparando un cambio con Michele Valentini, che è nuovo arrivato, e ci siamo trovati senza un uomo. Ci siamo trovati senza un uomo, però abbiamo reagito bene al cambio, nel senso che anche il gol è stato un lampo di Corbanese, che sappiamo che è un giocatore che può risolvere le cose in qualsiasi momento, è stato bravo lui, però credo che non abbiamo concesso niente oltre a questo. Achille Ndreka, ci stavamo decidendo in tribuna, lui entra e segna, entra e segna. È accaduto spesso quest'anno dalle amichevoli. È quello che deve fare, quindi deve entrare e segnare. Ok, c'è anche qualche speranza di vederlo dall'inizio magari delle volte? Certamente, però sono ragazzi giovani, questa qui è una categoria difficile, lui ha delle qualità, ma deve allenarsi e migliorarsi. 2 impegni duri questa settimana, Arzignano mercoledì, Feltre domenica, turnover immagino anche. Pensiamo una alla volta, c'è l'Arzignano e giocheremo contro l'Arzignano. Mi è piaciuta abbastanza la fase difensiva quest'oggi, abbiamo sofferto poco. Si può dire, anche in maniera ordinata abbiamo difeso, passi avanti notevoli rispetto a Trento. Sì, noi ci stiamo allenando per avere una fase di recupero palla importante, a me piace chiamarla fase difensiva. Certo. Credo che i ragazzi oggi dietro abbiano fatto una buona gara. Brian Joel avanti prima da titolare, ha lottato tantissimo, tanti palloni recuperati, per poco anche segnava, sei contento della sua prestazione? Brian è venuto per essere un giocatore importante e oggi ha dimostrato di essere un giocatore importante, per cui il fatto di averlo è una bella cosa. 2 battute su Valentini, su come ha giocato in un 10 con 11, un giocatore di esperienza. Ricordiamoci che è 6 mesi che non giocava. Ecco. Un po' per il lockdown, non sembrava. Un po' per il lockdown, però è un giocatore che ci può dare sicuramente una mano, deve crescere come condizione, perché una cosa è allenarsi e non giocare, e solamente giocando acquisti una condizione. Però abbiamo visto che sapeva dove mettersi, anche dare indicazioni ai compagni, probabilmente serviva un giocatore così. Esattamente, io penso che possa darci una mano perché è un ragazzo intelligente, si è presentato in questi 2 giorni con grande umiltà. Sono contento di averlo con noi. Ha fatto una giocata a centrocampo, un passaggio della cieca su Martino appena entrato, che ci siamo guardati subito in diretta. Perché l'aveva visto prima. Sì. Nel calcio bisogna vedere prima. Certo. Ci vediamo mercoledì allo stadio Ballarin con l'Arzignano, grazie ancora. Grazie a voi, arrivederci. Erano le parole di mister Andreucci dopo il pareggio appunto di questo fine settimana per la Clodiense, che ha pareggiato appunto in trasferta nell'ostico campo del Belluno, una partita non facile. Adesso volevo andare subito a parlare anche con i nostri ospiti qui in studio che hanno affrontato la Clodiense in questa stagione. Parlo dell'Este, parlo nella fattispecie della formazione dell'allenatore De Mozzi. Mister, voi avete affrontato tante squadre forti subito nella prima fase della stagione, avete fatto anche un'ottima quantità di punti contro queste squadre. L'ho sentito più vivo Andreucci. Ecco, la Clodiense si sta sicuramente, insomma, in questa fase di transizione, non è aiutata ovviamente dal Covid. Tu che squadra hai visto e soprattutto, secondo te, qual è la squadra migliore che hai visto in questa prima fase? Intanto il mister Andreucci è vivo, ma è vivo sempre, perché io sono stato con lui 6 anni, 4 da giocatore e 2 insieme con lui ad allenare, per cui ti dico che il mister sempre vivo, è sempre molto vivo. E per quanto riguarda la partita che abbiamo fatto col Chioggia, con Union, non è giudicabile. Sì, perché era... No, non è giudicabile, perché è una partita che secondo me non si doveva giocare. Situazione atmosferica al limite, lo ricordiamo. No, ma non si poteva giocare, perché a un certo punto c'era, ad ogni rinvio la palla andava fuori, perché era una situazione meteorologica particolare, cioè non è giudicabile come partita. Anche se mi hanno dato comunque una sensazione della squadra, ma poi conoscendo i giocatori è una squadra forte. Okay. Poi sì, abbiamo incontrato squadre che all'inizio dell'anno sulla carta sono tra Trento, Arzignano, Feltrese, Chioggia, e sono quelle che puntano a vincere, no? Perché poi fondamentalmente basta vedere che campagna queste fanno, i nomi dei giocatori, per cui puntano a vincere, ma non sono solo loro, ce ne sono almeno 8-9, ma ti dico di più, e non è che le altre che stanno sotto sono tanto, quest'anno non c'è c'è un equilibrio, per dire, io Chioggia l'ho visto bene, la domenica dopo va a giocare con l'Ambrosiana e è perso. perde.
Per cui poi alla fine i giocatori ce l'hanno tutti, perché tutte le squadre, anche noi per esempio domenica abbiamo giocato col San Giorgio e San Giorgio, i giocatori ce l'ha anche il San Giorgio. Chiaramente sì. Per cui è difficile... Difficile dire chi sia la favorita, comunque anche insomma i valori da capire, soprattutto in una fase molto ristretta di campionato, non si è giocato moltissimo, si sono giocate poche partite. Ecco, quindi è ancora troppo presto per giudicare. Intanto vi ricordo che potete scriverci al numero sovraimpressione 351 084 51 88, anche messaggi audio WhatsApp, ovviamente vale anche per quanto riguarda il discorso del messaggio classico scritto. Tra poco Eleonora ricapiterà i migliori e appunto li riporterà qui in studio se avete qualche perplessità o domanda da fare per i nostri ospiti qui con noi questa sera. Ricordo che alle 21:45 circa, tra 10 minuti più o meno, ritornerà il collegamento con Pagan, allenatore del Delta Porto Tolle, capolista della Serie D. Nel frattempo ricordiamo che appunto altri risultati di settimana: l'Adriese non ha giocato perché è stata confermata una positività prima del match appunto di questo fine settimana contro il Cartigliano. Non si è giocata, ma ieri è stata riscontrata la negatività totale per quanto riguarda il gruppo squadra della formazione granata. Se verrà confermata anche domani questa negatività totale della formazione dell'Adriese, si potrà giocare mercoledì contro il Charlins Muzzane, che appunto è una formazione assolutamente ostica in questo campionato, come ci ricordava anche il mister dell'Este De Mozzi. Allora, abbiamo detto che la prossima partita Adriese Charlins Muzzane che ha vinto 2-1 in questo fine settimana contro la Luparense, 2-1 appunto, gol di De Agostini e Bussi per il Charlins, Fraccaro invece per i Lupi. Abbiamo anche le immagini di questa partita, ve le mostriamo adesso grazie alla regia. Noi intanto continuiamo a parlare, ovviamente adesso andiamo nel discorso Este perché abbiamo molto di cui parlare con i nostri ospiti questa sera. Comincerei con Davide Sannazzaro, il direttore generale di questa sorpresa della Serie D, perché appunto l'Este ha sorpreso in positivo nelle prime giornate di questo campionato. Intanto Davide, ti chiedo subito, perché è una novità, insomma l'Este è un progetto nuovo, una squadra giovane che comunque ha già esperienza alle spalle, anche Bordi, il capitano che salutiamo tra l'altro, che insomma ha subito un brutto infortunio al crociato domenica e lo aspettiamo veramente quanto prima sui campi da gioco. Insomma, dicevamo, esperienza importante per questi giovani, ma qual è il segreto, se c'è un segreto dell'Este in questo avvio di campionato così sorprendente? Io penso che il calcio non è che abbia particolari segreti. Io mi sono confrontato con la società a fine giugno e abbiamo deciso di impostare una linea che era la mia linea, diciamo, dal punto di vista del mercato. Fortunatamente ho trovato un allenatore che vuole giocare a calcio e vuole che la squadra giochi a calcio, che era quello che insomma tutti, almeno ad Este, desideravano, perché comunque è una piazza calda, una piazza che vuole vedere una squadra che gioca. Bel calcio, sì. Sì, è una piazza che comunque ha fatto quasi, mi pare questo sia il 17° anno consecutivo di Serie D, sì. Quindi comunque è una delle più longeve, se non la più longeva in Italia, assieme al Montebelluna se non sbaglio. Ok. Ci siamo seduti col mister, abbiamo cercato di unire un po' il nostro know-how, un po' il suo, un po' il mio, abbiamo individuato dei nomi che potessero fare caso al suo tipo di gioco. Ed è stato anche divertente, dico la verità, almeno stare le notti svegli, magari a fare scouting, a vedere giocatori dalla Spagna, dal Portogallo, dal Sud America. Dudu per esempio è stato pescato in Serie B cipriota, quindi insomma è anche un lavoro di scouting che va oltre i confini, diciamo, del classico giocatore di Serie D che viene magari dalle vicinanze. E diciamo l'aspetto che a me, penso anche al mister, insomma, ha convinto di più è anche non solo la qualità dei ragazzi, ma anche il carattere dei ragazzi, il comportamento, l'attitudine, che è una squadra umile, una squadra che vuole lavorare. Il nostro obiettivo è salvarci, poi se riusciremo a raggiungere quell'obiettivo prima, da lì in poi sta a loro, ecco. Però l'umiltà, l'abnegazione
sono due cose che mi hanno impressionato di questo. Ti hanno colpito, quindi insomma un gruppo molto coeso che ha molte peculiarità positive, anche oltre ovviamente alla capacità sportiva e calcistica appunto di questo gruppo che sta sorprendendo l'intero girone C di Serie D. Abbiamo, come vedete dal teleschermo, in collegamento il mister capolista del girone C di Serie D, Andrea Pagan. Buonasera mister del Delta Porto Tolle. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Buonasera, intanto qui in studio, insomma, non so se hai visto che abbiamo qui con noi questa sera, c'è anche il tuo ex giocatore Castellan, se vuoi salutarlo. L'ho riconosciuto, sì. Ciao Caste. Ecco, sì, insomma, riunione di famiglia questa sera. Mister, ti vedo sorridente, sarà perché dopo 3 anni il Delta Porto Tolle è tornato, primo in classifica in Serie D, c'era molta voglia. Intanto ti chiedo subito le prime impressioni dopo aver raggiunto la vetta. Ma la prima cosa importante è ricordare che alla fine sono solo 7 partite, quindi stiamo parlando di una classifica provvisoria con squadre anche che tutto sommato devono recuperare partite, quindi è una classifica appunto. Però al di là della classifica, al di là di tutto, quello che conta è un po' il lavoro che stiamo facendo e il calcio che stiamo anche esprimendo. Soprattutto quello che mi sta soddisfando, il fatto che i ragazzi si esprimono bene, con voglia, ma soprattutto con voglia di vincere. Questa è la cosa più importante. Poi la conseguenza è la classifica che ci sta dando delle risposte e dei risultati, ecco. Certo, mister, ma ci sperava qualcuno, dici la verità, ci sperava qualcuno a Porto Tolle di questo primo posto dopo 7 giornate? Ma allora, sono sincero e dico che Porto Tolle è una piazza ambiziosa, dalla società ai tifosi, perché appunto hanno vissuto calcio importante e ogni anno si parte con quella voglia di cercare di fare le cose fatte bene. Poi da dire di voler fare qualcosa di importante di un certo tipo o comunque di far bene sono due cose ben diverse, però a Porto Tolle si vuole fare calcio vero, si vuole fare calcio importante, la società è una società che ha fatto calcio importante e continua a farlo, non dimentichiamo che qualche anno fa è in Serie C, quindi penso di sì, la gente vuole questo, ha fame, ha voglia, è ovvio che comunque, ripeto, stiamo parlando di 7 partite, un campionato molto equilibrato, con tante squadre importanti e soprattutto con tante squadre anche che stanno facendo bene, perché al di là del Delta ci sono anche altre squadre che a 1 o 2 punti dietro di noi stanno facendo veramente un campionato importante. Certo, quindi insomma è un campionato tutto da vedere, un campionato, come ci ricordava mister De Mozzi che abbiamo qui in studio, è davvero anche competitivo. Tu mister Pagan hai trovato una squadra che ti ha colpito in questo avvio di stagione oppure ne hai una che reputi la favorita principale appunto per la corsa finale? Ma io credo che come favorita, un po' come lo diciamo un po' sempre tutti, ma che comunque è giusto che sia così, sia il Trento. Il Trento è stato costruito per vincere il campionato, penso che sia forse l'unica di tutte proprio costruita per vincere, poi le altre sono state costruite per cercare di far bene e per stare lì a dar fastidio e chissà magari inserirsi. Sulle squadre che ho affrontato fino adesso, allora la Lupanense è una squadra che gioca un calcio importante, la Lupanense gioca un buon calcio, però anche il Mestre è una squadra che ha fatto bene, cosa di noi tra l'altro ha fatto molto bene in quei primi 10 minuti che sono stati cali, però al di là di quello è una squadra giovane che ha un'idea di calcio, un'identità bene, che si vede bene in sostanza quando ci giochi contro. Ce ne sono mister, davvero. Sei d'accordo mister De Mozzi con quello che diceva Pagan? Vi conoscete intanto voi due? Sì, assolutamente. Sì. Il Trento, ciao mister. Ciao. Il Trento sì, come dice il mister, è la vera favorita, no? Ma anche perché all'interno della propria rosa giocatori, non so se hanno 5, 6, 7 giocatori, hanno vinto 4, 5 campionati, un motivo ci sarà. Sì. Con l'allenatore che altrettanto ha vinto tanti campionati e li ha vinti dappertutto. E per esempio noi ci abbiamo giocato contro, credo anche il mister ci ha giocato contro la prima partita. La cosa che a me mi ha sorpreso del Trento è anche che si vede proprio la capacità di vincere anche nell'umiltà, nonostante siano giocatori di un determinato nome, un determinato blasone, e proprio hanno un'umiltà e il rispetto. Per esempio contro di noi ci hanno rispettato, certo. Si sono fatti rispettare, ma ci hanno anche rispettato nonostante di fronte avevamo una squadra di ragazzini. A un certo punto avevamo anche un 2003 dentro
gli stavamo mettendo in difficoltà, e se c'era da sparzar via una palla, per dire, riunirsi, fare... quello mi ha impressionato, perché è una cosa da grande squadra, da squadra che vuole ottenere un risultato importante. Ecco perché sono anche i favoriti, e perché comunque c'hanno tra allenatore e giocatori gente abituata a questo, abituata a vincere. Senz'altro, quindi anche caratteristiche attitudinali di squadra per il Trento. Mister Luca Albieri, intanto non so se vuoi salutare Mister Pagan, se vuoi fargli una domanda, se vuoi aggiungere qualcosa. Gli faccio i complimenti per quello che sta facendo, perché sinceramente fino a qualche tempo fa non si capiva niente riguardo al mercato, quello che stavate facendo. Quindi i miei complimenti sono veramente sinceri, perché stai facendo un grandissimo capolavoro, mister, e quindi mi auguro che continui così, perché erano diversi anni che a Porte Tolle non si rispettava un'area di alta classifica, quindi la mentalizzazione che stai dando a questa squadra ti fa veramente onore, e quindi ti faccio tanti complimenti e un grande in bocca al lupo, anche perché te lo meriti, perché sei un allenatore secondo me che può fare veramente molto molto bene, e quindi te lo auguro veramente di cuore di portare il club più in alto possibile, insomma. Grazie mille, grazie delle tue parole. Comunque ripeto, è un lavoro fatto da tutti, un lavoro fatto da società, allenatore, ma soprattutto i giocatori, che sono i protagonisti che rimangono in campo, però alla base c'è un lavoro meticoloso fatto da società e allenatore durante il precampionato. Ma ripeto, comunque stiamo parlando di 7 partite, quindi dobbiamo rimanere in piedi per terra, perché è un campionato lunghissimo, 38 partite, con tutte queste soste che poi ci saranno, recuperi, quindi penso sia uno degli anni più strani, più complicati, più complessi, però comunque bisogna farci trovare pronti, ecco questo. Comunque grazie mille delle tue parole, grazie. Ecco, senz'altro, insomma, dialogo tra due pezzi grossi, Andrea Pagan e Luca Albieri, in questa trasmissione, dove abbiamo, lo ricordo perché si fosse appena collegato, anche 2 presenze dell'Union Vis, come Alessandro Castellan e mister Boldrin, poi anche il mister dell'Este De Mozzi con il direttore generale Sannazzaro. Allora, io continuerei a parlare, Andrea Pagan, tu resti con noi anche fino a fine puntata, tanto per capire se domandarti tutto subito o se per tenerti un po' così sulle punte e imbeccarti ogni tanto. Ancora un po' posso rimanere, sì, dai. Senz'altro, vabbè, allora do parola intanto anche a un giocatore che è stato del Delta Porto Tolle l'anno scorso, che tu hai allenato, mister Alessandro Castellan. Quindi Alessandro, non so se tu vuoi portarci la tua testimonianza di ciò che hai vissuto col mister Pagan e anche della società, cosa ti ha lasciato Delta Porto Tolle? Sì, col mister mi sono trovato bene, perché abbiamo sempre avuto un bel rapporto dentro e fuori dal campo, infatti ci siamo anche sentiti per telefono per magari andare a pranzo qualche volta. Sì. È un allenatore preparato, che lavora bene, meticoloso, ci cura moltissimo i dettagli, però è un allenatore anche che ti lascia il tuo spazio, che fa gruppo con i giocatori, quindi secondo me è una figura giusta per una squadra importante in Serie D che vuol fare bene. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare, come lo è anche quest'anno. Il mister è arrivato in corsa dove aveva una situazione di classifica non eccelsa. Col mister abbiamo lavorato bene, ha fatto qualche mese, dopo c'è stato il problema del Covid, a marzo hanno cancellato tutto, sicuramente stavano facendo un po' sotto le aspettative, però era un campionato ancora lungo da finire, quindi non si sa come sarebbe andata. Secondo me la società ha fatto bene a ripartire da lui come allenatore, e infatti i risultati per ora stanno dando ragione, e niente, gli auguro le miglior fortune anche a lui e anche ai miei compagni che sono rimasti, perché qualcuno lo sento spesso e sono sempre in buoni rapporti con tutti. Ecco, mister Pagan, non so se vuoi replicare a queste parole. Ma intanto mi costerà da bere, perché troppe belle parole da parte di Cast. No, comunque sì, il rapporto è sempre stato molto importante, diretto, soprattutto con lui abbiamo sempre avuto un rapporto un po' più diretto, ma comunque al di là di tutto, appunto, è stata una stagione un po' particolare, è vero, l'anno scorso, ma quando si subentra è sempre così, non è mai facile andare poi a indirizzare una situazione che magari non da subito è partita bene, però come ha detto bene Cast, era una stagione ancora lunga, ma che mancavano, se non sbaglio, 11 partite, 11 partite sono 33 punti, e purtroppo poi è successo il Covid, però complessivamente poi è stata lo stesso un'esperienza positiva, perché penso che poi tutte le esperienze ti insegnano qualcosa. I subentri per gli allenatori sono momenti molto particolari che ti lasciano molto, e
e poi ti aiutano, poi se c'è appunto la fortuna, la possibilità e la società ci crede, di ripartire con una conoscenza dell'ambiente o di quella parte del gruppo che continui. Quindi condivido in pieno le parole di Caste e probabilmente anche quello che adesso stiamo facendo, una piccola base era già stata messa lì dall'anno scorso, ecco. Senz'altro, quindi un percorso che è cominciato l'anno scorso, che adesso prende i suoi frutti, anche seminati appunto nella scorsa stagione, quella interrotta dal Covid e iniziata in maniera abbastanza confusionaria, sempre per colpa di questo dannato virus che un po' ci sta inseguendo, portandoci davvero tanta sfortuna anche a livello sportivo. Allora, mister, ti volevo fare una domanda tornando al percorso del Delta Porto Tolle, perché all'inizio io ricordo che non è stato tutto profumato di rosa e pesche, perché all'inizio c'era qualcuno che mugugnava dopo anche magari le prime sconfitte. Mi confermi questa cosa? Se hai qualcosa da dire, hai qualche sassolino da toglierti, nel senso che siete partiti adesso anche a livello di gioco, proponete un calcio ottimo, non solo a livello di risultato, voglio dire. Beh, questa è la cosa intanto che mi sta soddisfando di più, perché poi i risultati sono sempre una conseguenza, credo, del lavoro, e quello che mi sta soddisfando è proprio il fatto che la squadra si esprime e cerca di esprimere il calcio che noi vogliamo fare, e lo stiamo, in questo momento ci sta riuscendo bene, e soprattutto noi stiamo facendo il calcio che abbiamo preparato per farlo. La cosa che ci sta soddisfando è questo, prima di tutto. Poi è ovvio che i risultati è una conseguenza, e se riesce ad ottenere risultati e gioco, secondo me sono due grandi cose. Questa è la cosa più importante. Sul fatto che ci fosse qualcuno che, non lo so, io sinceramente non lo so. Non hai percepito? Seguo moltissimo giornali, sì, leggo qualcosa, però non tantissimo. La cosa che a me interessa di più è sempre il rapporto che c'è con la mia società. Con la mia società c'è sempre stato un rapporto diretto, fiducia reciproca, quindi non credo che nelle prime 3 partite ci sia stato chissà qualcosa. Ecco, poi è ovvio che è un percorso che lo fai pian pianino, e quindi all'inizio magari qualche difficoltà c'è stata, però non dimentichiamo che a Trento abbiamo perso giocando una partita secondo me molto buona, poi abbiamo vinto con il Chioggia e poi abbiamo perso a Mestre, dove forse lì siamo stati un po' sottotono, forse è l'unica partita dove non siamo riusciti ad esprimerci come dovevamo. Ecco. Ho capito, mister. Comunque voi siete imbattuti e imbattibili per adesso in casa, perché in 4 partite mi sembra, 4 vittorie e 0 gol subiti, per cui è davvero una corazzata il Delta per adesso in casa, però mercoledì si gioca in trasferta, se si gioca a Caldiero, o no? Ecco, appunto, hai detto bene, quindi in casa ci stiamo esprimendo benissimo, fuori casa nell'ultima trasferta molto molto bene, però mercoledì andiamo ancora fuori casa, andiamo a Caldiero. In queste prime 7 partite credo abbiamo fatto molto bene, e fuori casa ci manca qualcosa, qualche punticino, proprio per questo che siamo pronti mercoledì, se si giocherà, e me lo auguro, di andare a Caldiero a portare a casa quello che ci sta mancando fuori casa. Ecco, sì, quindi insomma vediamo se il Delta Porto Tolle riuscirà a raccogliere ancora una volta i 3 punti, ma il discorso Covid vi sta turbando? Cioè avete qualche non so, direttiva particolare? Riuscite a continuare linearmente con gli allenamenti? Situazione regolare? No, sì, per quello noi siamo sempre attenti al protocollo, la società è molto attenta a questo, tutti noi, tutti i giocatori, quando si va al campo si segue tutte le procedure che bisogna seguire, ormai dall'inizio della stagione che lo facciamo, e questo ci ha permesso a non avere per adesso nessun problema, per adesso, e quindi le cose stanno funzionando. Purtroppo magari da qualche altra parte non è stato così, ma non credo tanto per negligenza delle varie società, ma forse perché appunto viviamo anche una vita sociale all'esterno del calcio, quindi può succedere un po' di tutto. Sul fatto del Covid, io con i miei giocatori, a parte che non ne parliamo quasi mai, però la cosa più importante è di non disperdere energie su aspetti che non ci riguardano, ma che non possiamo farci niente. Noi possiamo fare calcio, anche quella che è la cosa che cerchiamo di fare il meglio possibile, e ci concentriamo su quello, quindi le nostre energie sono lì, poi tutto il resto non spetta a noi giudicarle o comunque valutarle, e c'è qualcun altro che sta facendo queste valutazioni, anzi credo che stia facendo in questi momenti, e quindi capiremo cosa decidono.
Sì, allora non è un momento semplice, anche insomma adesso il Delta è molto in forma, per cui ecco, interrompere in questo istante, c'è una voce che appunto è arrivata nelle ultime ore che sembra dire che appunto il campionato di Serie D possa venire interrotto per un mese a partire da questa settimana o dalla prossima, per cui ecco, il Delta, se venisse frenato in questo momento anche abbastanza di forma, mi viene da dire, potrebbe essere penalizzato alla fine. Mi allaccio anche con il mister De Mozzi dell'Este, un'altra formazione che sta stupendo in positivo in queste ultime settimane. Mister, può essere un danno, soprattutto voi non vi vorreste fermare, no? Anche per la situazione che c'è in generale. Parlo io? Sì, prego. Okay. No, io non vorrei fermarmi, ma non perché stiamo facendo bene o perché la classifica ci sorride. Non vorrei fermarmi perché vorrei giocare a calcio. Perché andare al campo a giocare a calcio, appunto. Ma lo direi che anche con la classifica potrebbe essere migliore o peggiore. Non è quello. Okay, non è un discorso speculativo. No, anche perché comunque rimango sempre dell'avviso che non è che fermano l'Este o il Porto Tolle, fermano tutti, per cui poi si riparte di nuovo tutti quanti nelle stesse condizioni. Le condizioni sono uguali ora e anche dopo. Non vorrei che ci fermassimo per una questione di passione, per una questione di andare in campo, per una questione che poi si parla di sport e salute. E allora se sport è salute, perché bisogna fermarci se è salute? Io la vedo anche così, Cioè, nel senso, il mio pensiero è se lo sport porta salute andiamo in campo. Perché poi ho letto una volta, un qualcosa anche che ora per esempio con le palestre le hanno fermate, no? E c'era un proprietario di una palestra che diceva che lo sport aiuta anche a livello fisico anche ad affrontare certe determinate situazioni. Sì. E se lo blocchi diventiamo tutti sedentari, per me è peggio. È un mio parere. Certo. Per cui siccome si chiama sport e salute, allora se è salute si va in campo. Perché ci aiuta, si va in campo. Perché ci aiuta, ok? Tutto là. Poi se deve essere causa di altre cose che possano creare dei problemi è un'altra cosa, ma come ha detto il mister, le società hanno fatto degli investimenti perché comunque sia mettersi nelle situazioni di noi ci si prova la febbre tutti i giorni, ok? Stiamo cercando, viene sanificato ogni giorno dove ci alleniamo noi, sono bravissimi, sono eccezionali a Montegalda, per cui ogni volta che per esempio si va in palestra a usare un'attrezzatura, come hai finito di fare l'esercizio sulla macchina si igienizza tutto, per cui c'è un'attenzione su queste cose e ci sono anche degli investimenti che la società ha fatto. Ora prima gli fai fare gli investimenti e poi ci bloccano, ma lo stesso, ti faccio un esempio, io ho una figlia che fa nuoto e lo fa anche a livello importante. Sì. Hanno speso un sacco di soldi nelle piscine, tra l'altro in un ambiente dove c'è il cloro, e ora arrivano, c'è il tappettino dove igienizzano addirittura le scarpe dove cammini, poi le fanno andare da un'altra parte, prima gli usano la febbre, gli fanno lavare le mani. Un iter incredibile. Un iter incredibile, hanno speso dei soldi anche in queste piscine e poi le chiudono. E allora cosa gli hai fatto spendere soldi a fare? E poi vanno dentro in un ambiente dove è molto ma molto sano. E guarda caso non c'è stato un caso. Sì, quindi ecco, non c'è stato un caso, allora ripeto, dispiacere. Sì, perché poi ripeto, parlo di una ragazza che comunque lo sta facendo anche a livello abbastanza importante, importante nel senso per la sua età. Però è tutto bloccato, allora queste cose qua bisogna stare anche un po' attenti, ma è un mio parere. Opinabile per l'amor del cielo, però ripeto, se si parla di sport e salute, allora se sport fa salute si va a fare sport. Vorrei sentire Luca Albieri cosa ne pensa riguardo a questo. Ho visto che annuivi con la testa. Sono d'accordissimo con quello che ha detto il mister, non bisogna far fermare i campionati assolutamente in Serie D, dove sono stati fatti, come stava dicendo il mister, sono d'accordo in pieno, degli investimenti da tutte le società e poi soprattutto si sono comportati proprio con queste, disinfettare, fare tutto quello che ci va dietro riguardo a quello che ci è capitato con questo coronavirus, e quindi penso che bisogna proprio, ma neanche parlare di avere neanche, che ci passa neanche per la testa, soprattutto agli organi della politica sportiva, di farle giocare queste società di Serie D, perché gli investimenti sono diversi e poi c'è tutto un indotto, come dicevo prima, troppo importante, quindi concordo in pieno, mi auguro e spero che non blocchino i campionati, perché non ha senso, e poi soprattutto che diano anche la possibilità alla gente di andare a vedere le partite, perché io poi 3 settimane fa sono andato a vedere l'Este, sono andato a vedere l'Este, c'era tutto in maniera perfetta, quindi
oltre a essere andato a vedere la partita con tutte le cose perfette, c'erano anche l'arma dei militari, c'era tutto i disinfettanti, tutte queste robe qua, le mascherine, tutte queste cose qua, tutto a posto. Mi sono anche divertito perché ho visto una bellissima partita. Ho visto Este Feltrese, adesso mi attacco un po' al discorso sportivo. Prego. E dove mi sono divertito perché ho visto una squadra all'Este imbottita di tanti ragazzi giovani giocare veramente al calcio, sono d'accordo con qualche messaggio che è arrivato e faccio i complimenti alla società e anche all'allenatore perché li ho visto veramente, erano anni che non vedevo una squadra giocare così bene, quindi lo dico senza nessun tipo di problema, quindi mi sono proprio divertito, anche perché una partita anche nel primo tempo perdevano 2-0 e poi questa partita qua mi ha dato l'idea che era una squadra proprio mentalizzata in una certa maniera che non avrebbe mollato di un centimetro, infatti l'ha pareggiata contro una squadra forte come la Feltrese, come dice il mister, con dei giocatori anche quotati, e poi addirittura se c'è un briciolo di fortuna non vince neanche la partita. Poi volevo dire una cosa, siccome ho sentito prima, non lo sapevo, faccio un grande in bocca al lupo a Francesco Bordi, perché secondo me oltre ad essere un ottimo ragazzo anche un ottimo giocatore, mi è dispiaciuto tantissimo di quello che gli è capitato, quindi gli faccio veramente un in bocca al lupo, una perdita gravissima per l'Este, perché secondo me il giocatore è veramente forte, quindi mi auguro e spero che possa rientrare il prima possibile. Guarda, non lo sapevo e questa cosa mi ha mareggiato parecchio, perché ci diceva prima mister De Mozzi che appunto era un pilastro sul quale si era costruita la squadra e sul quale tornerò anche più tardi sull'argomento. Infatti noi facciamo, faccio proprio una volta un in bocca al lupo veramente di cuore a questo ragazzo che possa riprendersi alla grande. Mi dispiace per il mister, per la società, perché capitano, leader della squadra, un giocatore forte. È un brutto colpo, senz'altro ovviamente si augura il meglio al ragazzo. Noi vogliamo tornare un secondo da mister Pagan del Delta Porto Tolle, che abbiamo in collegamento Skype, perché appunto insomma non possiamo trattenerlo qui fino a fine puntata, perciò tornando al discorso, mister, la domanda che ho fatto prima a De Mozzi, che peccato fermarsi adesso, no? Adesso che avete assaggiato anche i piani alti, insomma. Sì, però come ha detto anche il mister, non solo per una questione di classifica, è una questione che lavoriamo abbiamo aspettato molto per riprendere a giocare, perché poi non dimentichiamo, ci siamo fermati a metà febbraio, abbiamo aspettato molto per ripartire, siamo ripartiti cercando di rispettare tutti quelli che sono quei protocolli, le norme che ci hanno messo a disposizione, quelli che bisogna rispettare in sostanza. E quindi adesso fermarsi sarebbe veramente un peccato, perché poi il sistema calcio non è che poi può ripartire così, si pensa che poi si sta fermi un mese e si riparte e si gioca subito. Cioè, fermarsi dipende da come ci si ferma. Se si ferma allenandosi, non ci si ferma. Allora se ci fermiamo allenandosi, allora perché non possiamo giocare? Questo viene un po' da dire, perché lo dico anche in forma non egoistica, nel senso che perché se fermarsi significa aiutare quello che è il problema attuale del nostro paese, ma non solo, un po' tutto il mondo, ok, se questo è il problema del calcio, se il calcio può essere uno dei problemi, è giusto anche fermarsi, ma siccome che magari non è proprio questo, comunque non sono io che devo dirlo, dico solo, fermarsi è un aspetto molto complicato, perché poi ripartire non sarà così semplice, non è che poi a dicembre devi fare una preparazione, ripartire, hai tante partite, poi stiamo già faticando con i vari recuperi da giocare, infrasettimanali già di programma, poi come vai a fare 38 partite, quindi in questo caso qui ne mancano ancora 31, veramente diventa un'impresa, quindi poi non so chi dovrà prendere certe decisioni, perché poi ripartire, non so se puoi ripartire svolgendo il campionato regolarmente come dovrebbe essere svolto, ecco. Sì, infatti adesso vedevo l'allenatore dell'Union Vis, Luca Boldrin, che annuiva. Mister, situazione non facile anche in vista di una ripartenza, non so che idee tu hai al riguardo, visto che eri d'accordo con mister Pagan. Sicuramente, le parole del mister sono sacrosante, annuivo perché comunque diventa veramente difficile programmare, perché comunque anche adesso sembra che comunque ci sia questa sosta, non si sa quando si possa ricominciare. Se è difficile per dei club comunque di Serie D, pensa per comunque realtà locali come può essere la nostra, dove comunque c'è anche gente che lavora, che non lo fa per lavoro, diventa ancora tutto più difficile. Io spero soltanto che
chi debba decidere, insomma, si metta una mano sul cuore, perché come ha detto il mister non è proprio così, cioè non è che ci si ferma un mese e poi siamo pronti subito per ripartire, non è proprio così, insomma. Sì, non è che si accende il bottone, voglio dire. Sì. No, magari fosse così. C'è molto altro di mezzo. Sì, anche perché poi in un mondo ancora nelle serie minori dove chi lavora anche magari è costretto a fare un'infrasettimanale di sera, magari una trasferta lunga, magari chi gioca in eccellenza deve farsi 100 km o anche di più. Sono situazioni un po' particolari e non facili, come sottolineava molto intelligentemente mister Pagane, al quale ti sei accodato diciamo in maniera abbastanza limpida. Allora, mister Pagan, volevo anche ricordarti che Luca Boldrin, allenatore dell'Union Vis, era un giocatore del Delta Porto Tolle, sì, certo, in tempi non sospetti, no? Sì, sì. Luca, cosa ti ha lasciato quella società? Guarda, io posso solo parlare bene di quella società, perché comunque in Serie D, no? Sì, sono stato al primo anno di Serie D e siamo arrivati secondi dietro il Venezia. È stato un anno fantastico per me, perché comunque mi ha aiutato tanto anche nella mia crescita, oltre che come calciatore, anche come persona. Ho trovato comunque persone spettacolari, quindi io auguro al Delta e di conseguenza anche al mister di far benissimo, di vincere. Vince campionato. sorride. Qui i rappresentanti dell'Este non sono contentissimi. Toglie primo, Este secondo. No, guarda, non per mettere il pepe. Abbiamo altri obiettivi noi. Lo so. Ma io li ho visti, cioè, parlavamo prima di come giocano, io li ho visti nel recupero contro l'Union Feltre e ho visto una bella squadra, comunque una squadra che ha fatto un primo tempo intelligente e poi ha saputo affondare nel secondo tempo segnando un bel gol e ha dei bei giocatori, cioè non si può dire niente. Ci sono interpreti come Bub, dietro ha fatto una gran partita, Brefan, giocatore fisico, di gamba, ma gli stessi acquista Paccia e Pilotto sono dei terzini che hanno qualità importanti e è una squadra con una bella gamba, insomma mi ha impressionato bene, ecco. Certo, insomma solo complimenti stasera Pagan. Il mister quando incontra l'Este, mister, devi stare attento quando incontri l'Este. Beh, a parte che per me è sempre una partita molto particolare, perché adesso ho passato un anno straordinario, bellissimo, è stato un anno veramente ricco di soddisfazioni, quindi quando gioco contro l'Este è sempre anche una partita molto particolare. È ovvio che poi bisogna stare attenti un po' di tutti. L'Este, tra l'altro, se non sbaglio abbiamo l'ultima giornata, quindi sì, questi tempi di Covid meno male mister che c'è l'ultima mister, meno male che c'è l'ultima giornata, perché ti sono venuti a vedere De Mozzi, ti fa uno scherzetto che gioca col trequartista, gioca, è una bella squadra io adesso loro non li ho visti mister, però tu giochi col trequartista, sei organizzato bene, la squadra lavora in 20-25 metri, quindi occhio mister Pagan. Non ho dubbi sulla qualità del gioco dell'Est, perché conosco il mister è bravo, è uno che fa giocare bene le sue squadre e conosco bene la società, che è una società che con la sua umiltà però vuole sempre fare le cose fatte bene, e quindi dal presidente Lucchiari a Stefano Marchetti, a tutti gli amici che ho lì, e dopo al direttore che non lo conosco personalmente ma che so che è una persona che lavora bene, poi appunto dal mister, dai giocatori che ci sono. Ma ripeto, è un campionato molto equilibrato e livellato, come l'ho detto all'inizio, livellato verso l'alto, e la classifica dell'Est lo dimostra che le squadre che lavorano bene e hanno un'identità di gioco quest'anno si possono togliere delle belle soddisfazioni, ecco. Sì, insomma due squadre ottime senz'altro, il Delta ha 3 punti in più rispetto all'Est, come vedete da questa classifica, da questa schermata esclusiva di Prima Free per quanto riguarda lunedì in campo. Mister Pagan, una domanda specifica sul Delta Porto Tolle ancora, perché poi insomma sappiamo che ci devi lasciare. Mister, una prima piazza, un primo posto che in una società ricca, comunque anche come il Delta Porto Tolle, società che vive anche in un ambiente di pressioni esterne, lo possiamo dire, perché insomma chi conosce la società, chi l'ha vissuta può confermare questo. Questo primo posto può essere vantaggioso per calmare le acque o invece può creare magari qualche aspettativa esterna che magari può mettere un po' di instabilità all'ambiente? Dal tuo punto di vista? Ma allora, aspettative esterne intendi tifosi, perché ambiente, sì, l'ambiente. Ma io allora, come ho detto prima, Porto Tolle è una realtà che
ha abitudine di fare calcio vero, quindi quando uno decide di lavorare, di andare a Porto Tolle, che può andare ovviamente perché viene scelto per andare a lavorare a Porto Tolle, sa che non va per salvarsi, sa che non va per fare un campionato anonimo, perché se lo fa vuol dire che sta fallendo. Quindi uno che va a Porto Tolle sa che c'è ambizione, poi l'ambizione va pesata, va capita. Noi siamo partiti dall'inizio dell'anno con la voglia di fare le cose fatte bene, ovviamente di migliorare quello che avevamo fatto l'anno scorso, che era quasi scontato, dobbiamo cercare di migliorare quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ripeto, da quando sono arrivato io. Poi ovviamente, come ho appena detto, quando si viene a Porto Tolle bisogna far calcio, bisogna cercare di vincere, il nostro obiettivo è quello di vincere ogni domenica. Ovvio che non sarà così semplice, anzi sicuramente le difficoltà ci saranno, però bisogna avere questa mentalità qui, questo è il nostro obiettivo. Prima il mister De Mozzi parlava di obiettivi, c'è chi ha un obiettivo di salvarsi, chi ha l'obiettivo di vincere il campionato come il Trento. Il Delta ha l'obiettivo di crescere, di migliorarsi e soprattutto di diventare una squadra forte sia mentalmente che calcisticamente. Questo è il nostro obiettivo, quindi partita su partita vogliamo diventare la squadra che abbiamo le nostre idee. Per adesso stiamo lavorando bene, i risultati ci stanno dando ragione, arriveranno anche momenti non semplici, però da squadra forte dovremo saperli superare. Questo è il nostro obiettivo. Senz'altro, e quindi insomma abbiamo capito come la pensa, la filosofia di mister Andrea Pagan del Delta Porto Tolle, capolista del girone C di Serie D. A questo punto chiedo ad Eleonora Veronese se è arrivato qualche messaggio in particolare, anche magari per qualche ospite in studio, oppure certo, sono arrivati tantissimi messaggi. Prego. Allora, complimenti a Sannazzaro per aver allestito una rosa competitiva in pochissimo tempo. Ecco, quindi dopo ne parleremo anche dei colpi traversi di Sannazzaro. Sono orgoglioso dell'Este, giovani e grintosi. Ciao Alessandro da Edoardo di Bagnolo. È una vergogna, non sospendiamo lo sport. Ciao Luca, ti stiamo guardando io e Silve. Ciao Elia e viva il calcio dilettanti. Complimenti a mister Boldrin da Nicola. Sì. Un abbraccio al mio super cugino Luca Albieri da Monica. Ecco, Monica che non manca mai, quindi insomma baci da parte di mister Luca Albieri. Complimenti per l'Este. Leggevo anche Forza Delta, mister, quindi c'è anche un messaggio anche per il Delta di Pagan, che appunto, non so se mister vuoi lasciare qualche messaggio ai tifosi o comunque anche a chi ti segue, se vuoi dare un avvertimento che state arrivando, dimmi tu. No, nessun avvertimento. Sui tifosi li ringrazio perché anche ieri in una partita a porte chiuse si sono fatti sentire, ci sono stati vicini, per quanto distanti però dal campo, però li abbiamo sentiti e ci danno sempre il giusto contributo. Sì. Messaggi particolari no, ripeto, il messaggio principale è quello che ci auguriamo tutti di continuare a fare quello che più ci piace a noi e piace anche alla gente seguirci noi, seguire tutte le squadre, divertirsi col calcio alla domenica. Quindi l'augurio principale è quello di riuscire a continuare, ovviamente nella giusta sicurezza, perché prima di tutto viene la sicurezza e la salute di tutti, però appunto il calcio credo sia una parte fondamentale di questo paese, quindi sarebbe veramente sarebbe triste fermarsi, ecco, quindi speriamo che il messaggio sia quello di riuscire a continuare, divertirsi, ovviamente passare qualche domenica bella ogni tanto, speriamo il meno possibile, qualche domenica un po' meno bella, però continuare, questa è la cosa più importante. Ecco. Certo, mister, io ti ringrazio veramente di essere stato con noi questa serata e mi auguro che se continuerà il campionato ci verrà anche a trovare qui in studio, così facciamo anche conoscenza dal vivo, personalmente. Volentieri, vi ringrazio dell'invito, saluto tutti in trasmissione, veramente da Caste, da mister De Mozzi, il direttore dell'Este, Albieri e il mister Boldrin, saluto tutti. Va bene, grazie mister, allora noi veramente ti facciamo in bocca al lupo intanto per la trasferta di mercoledì, speriamo di giocare ovviamente e vi seguiamo. Buonasera a tutti. Buona serata mister, buona serata mister Andrea Pagan. Grazie. Al quale va veramente un ringraziamento molto sentito per essere stato con noi questa sera. Albieri, cosa stai balbettando? Dimmi, hai qualcosa da dire? No, l'ho visto molto carico, sì? Ci ha trasmesso questa sua carica. Visto che è in testa alla classifica, quindi perché molto, visto che, ha trasmesso il suo momento e mi ha fatto enormemente piacere, un momento di grandissima felicità. Porto Tolle primo in classifica ce l'ha trasmesso, insomma. Certo, sai che dicevamo, almeno me l'ha trasmesso. Non si sente mai una campana del Delta Porto Tolle, è arrivato qui il mister e ha trasmesso subito. Sì, anche perché non si era capito niente fino a qualche tempo fa, poi dopo sono partiti, a parte la partita pre di campionato che hanno perso a Trento, giocando tra l'altro
decisamente bene, perché ho visto un paio di filmati, insomma, Sì. di quella partita lì, e poi hanno fatto veramente un ruolino di marcia veramente fantastico, e quindi onore al merito a loro e a lui soprattutto, che sta facendo decisamente bene, insomma. Va bene, prima di cambiare argomento, di passare all'Este, Castellan Calciovero a Porto Tolle? Ultima battuta? Ma sì, il Delta è anni che fa la categoria, anni fa era riuscito ad andare anche in Serie C, quindi tutto quello che ha detto Mister Pagan è la verità, insomma, è un ambiente dove comunque c'è ambizione, dove si vuole fare campionati importanti, non si va lì per giocare a salvarsi. Sì. E quindi anche la società è una società che ci tiene molto, ma vivono molto anche sull'onda dell'entusiasmo, quindi quando le cose vanno bene sicuramente magari ti portano così, quando le cose vanno male è un ambiente non semplice da affrontare, da gestire tutto quanto. Esatto. Sì. Però auguro a tutti, comunque ho bei ricordi, buoni amici ancora che giocano lì, un bel rapporto col mister, quindi gli auguro tutte le fortune possibili. Ecco, quindi grazie ad Alessandro anche per questa piccola, insomma, opinione anche sul Delta Porto Tolle. A questo punto io vi voglio tenere qui fino alla fine, tutti i nostri telespettatori da casa, perché tra poco c'è la pubblicità, ma torniamo veramente in meno di 120 secondi per parlare di Este e soprattutto anche di Union Vislen di Nara, che l'abbiamo accantonata, ma ce n'è da dire anche in questa puntata. Quindi restate con noi dopo la pubblicità. VIP Group Verniciature. Di squadra, passione, grinta, fair play, vittoria, ma anche qualità, comodità, stile. Tutto questo è PM Sport. Forniture sportive per squadre di calcio, calcetto e volley, e vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature per calcio, volley e tempo libero. Grandi firme come Adidas, Nike, RA, Mizuno e tante altre. PM Sport, tutto per lo sport. A Porto Viro, strada statale Romea di fronte all'Idol. A Rovigo, in Viale del Commercio, zona centro commerciale La Fattoria. Seguici su Facebook e Instagram. La campanella sta per suonare, ricomincia la scuola. Ma tu sei veramente pronto? O meglio, la tua connessione internet è veramente pronta? Mai come quest'anno, avere internet veloce a casa sarà una necessità. Noi di Wind 3 abbiamo l'offerta giusta per tutti. Vieni a trovarci a Monselice in via Cristoforo Colombo 34 o a Conselve presso il centro commerciale Lando. Gioco di squadra, passione, grinta, fair play, vittoria, ma anche qualità, comodità, stile. Tutto questo è PM Sport. Forniture sportive per squadre di calcio, calcetto e volley, e vendita al dettaglio di abbigliamento e calzature per calcio, volley e tempo libero. Grandi firme come Adidas, Nike, RA, Mizuno e tante altre. PM Sport, tutto per lo sport. A Porto Viro, strada statale Romea di fronte all'Idol. A Rovigo, in Viale del Commercio, zona centro commerciale La Fattoria. Seguici su Facebook e Instagram.
Ritrovati qui in studio a Lunedì in Campo per l'8ª puntata. Adesso c'è la seconda parte dove parleremo di Este e di Union Vis Lendinarese, soprattutto con i nostri ospiti e anche ovviamente il nostro esperto mister Luca Albieri. Intanto cominciamo con l'Este perché insomma abbiamo già cominciato a parlare con Sannazzaro, direttore generale, e De Mozzi, allenatore della prima squadra. Comincerei con Sannazzaro, che abbiamo tenuto un po' più ai box nella prima parte, adesso invece lo sguinzagliamo. Sannazzaro, abbiamo subito una domanda per te. Tu sei un po', mi è venuto da dire, mentre preparavo la puntata, ho letto un po', sei un po' l'iglitare del nostro calcio, perché tu scovi talenti, ne abbiamo avuti due qui in studio qualche settimana fa, Bordi e Giglio, ma poi ce ne sono tanti altri, voglio dire, quindi... hai parlato di Serie B cipriota. Ora arrivano 200 messaggi dai giocatori. Ah sì? Adesso mi schiavo in trasmissione di tutto di più. Va bene così, è giusto così, giusto così. È un po' importante. No, ma come stile, perché sai, arriva, non so, il giocatore che non ti aspetti, col nome anche magari esotico così, che non te... L'ha preso Sannazzaro. Allora, io premetto una cosa, il bello di questa esperienza ad Est è stata una totale coesione nel mercato col mister, perché comunque non c'è stato un giocatore su cui non eravamo d'accordo. Quindi questo non è poco, perché tante volte sai, il mister ha il suo pallino, il direttore... Sì. In realtà poi è stato un lavoro molto... come dire, molto piacevole da fare. Io vabbè, non nascondo il fatto che sono esterofilo anche per il mio lavoro di scouting che ho sempre fatto anche come Real Vicenza, quindi è chiaro che è stata una conseguenza naturale, ma per due motivi. Uno, perché tanti ragazzi che vengono da fuori vedono l'Italia come un paese di calcio, quindi vengono in Italia con aspettative anche di far bene, ma perché hanno fame e quindi quando vengono qua, anche se la Serie D non è un campionato professionistico, però vedono delle possibilità. Assolutamente. E poi anche perché comunque è giusto secondo me creare anche nei dilettanti, insomma, che chiamare dilettanti è riduttivo, una sorta di competitività con giocatori che vengono da fuori, che possono anche in questo caso alzare il livello. Poi sai, adesso fare nomi, io per esempio con mister eravamo d'accordo di prendere un certo tipo di attaccante, che in quel caso gli è stato Cardellino, perché in Argentina si gioca un calcio un po' più aggressivo, dove l'attaccante, se tu pensi, non so, Lautaro Martinez, a Herman Dennis, sono dei giocatori a tutto campo che comunque quando devono menare o sta sulle caviglie dei difensori non si tirano indietro, quindi era proprio un tipo di profilo che stavamo cercando e siamo stati anche abili e fortunati nel trovarlo e nel metterlo nelle condizioni di far bene. Il lavoro di scouting è un bel lavoro, perché comunque ti permette di pescare su un mercato più ampio. E poi sai, sta al mister, allo staff, ai ragazzi mettere in pratica poi il lavoro. Ecco, io finora devo dire la società ci ha appoggiato e non era neanche facile, sai, potevi trovare una società che ti diceva no beh, ma restiamo qua sul nostro, invece ci ha dato carta bianca per allestire una squadra che comunque è costata insomma, il giusto, e ci sta dando delle soddisfazioni. Ok, adesso ho capito finalmente il discorso di tanti giocatori di provenienza estera nell'Este, me l'hai un po' spiegato, insomma, anche per questo discorso che all'estero si trova un paese professionale a livello calcistico, un'esperienza anche lavorativa per i calciatori che arrivano in questo paese, e anche insomma la tua figura di scouting ha aiutato, ha agevolato questa cosa qui, quindi insomma l'Este ha profili esteri, però forse il migliore l'avete trovato in casa, mi viene da dire Farinazzo, quello che sta facendo tanto bene in questo avvio. No, vabbè, non per dire il migliore per screditare altri, guardo il capocannoniere del campionato molto semplicemente. Il Bomber sta facendo un gran campionato, ma insomma, il mister lo conosceva già, l'ha avuto a Chioggia, ma come Farinazzo stanno facendo molto bene Presello, sta facendo molto bene Giglio, finora Bordi è dovuto uscire per l'infortunio contro il Sedico, ma stava facendo una partita eccezionale, con grande personalità, palla al piede, ha creato molto, quindi voglio dire, un giocatore a tutto campo. Non è che gli italiani non valgono quello che vanno gli stranieri, è una squadra eterogenea, omogenea, e quindi tutti i ragazzi che sono con noi stanno dando il massimo. Ripeto, mi scoccia fare nomi perché poi mi dimentico qualcuno, però ci sono ragazzi che stanno lavorando bene, hanno qualità, e anche il presupposto di due esterni. Abbiamo lavorato su esterni che non fossero under, ma fossero comunque giovani, però fuori dalla regola degli under, che magari erano finiti in dimenticatoio, erano finiti in eccellenza perché appunto 98 non erano più utili a questo meccanismo, e in realtà sono dei giocatori che hanno qualità, cioè Pregello e Zanetti hanno vinto il campionato a Mestre, e quindi sono ragazzi che... Sannazzaro, il direttore generale dell'Este, lo ricordo per chi si fosse appena collegato, c'è un giocatore che ti ha colpito invece nelle altre squadre
Tu che sei abituato a guardare oltre che l'Este, ovviamente perché è la tua società, sei abituato a guardarti intorno, proprio per natura fisiologica del tuo lavoro, c'è un giocatore, un profilo che ti ha colpito? Non serve che dici il nome, basta solo che ci dici se ti ha colpito qualcuno? Sì, senza dire nome, ovviamente è ovvio mi ha colpito. No, se puoi dirci il nome è meglio ancora. Ma non è un discorso di nomi, ci sono tanti bei nomi in Serie D, cioè sì. La categoria è calcio, la Serie D è calcio vero, cioè inizia a essere un campionato di livello, si può discutere quanto si vuole, c'era più qualità prima, meno qualità, adesso il calcio è cambiato, un calcio sicuramente più, come diceva il mister prima della trasmissione, un calcio più atletico, più fisico, dove è importante correre, quindi è importante anche la condizione fisica. Ci sono dei ragazzi che hanno tanta qualità e anche fisicità, però insomma noi abbiamo affrontato squadre vere come il Trento, sì. Il Chioggia, lo stesso Arzignano, che è una squadra che ha degli interpreti importanti. La classifica adesso non dice quello che poi l'Arzignano è, e quindi voglio dire questo inizia a essere un campionato di livello con delle squadre che hanno investito. Quindi non ce lo vuoi dire questo nome praticamente? Ma ti ripeto, io a parte le partite nostre, le altre l'ho viste o in video, appunto ho visto, restando sul tema di Delta, visto che siamo qui in casa, mi hanno impressionato alcuni giocatori che ho visto appunto quella partita lì, tra tutti Acquistapace mi è sembrato un giocatore che come 2000 ha tanta maturità e qualità, quindi posso dirti Acquistapace perché l'ho visto appunto dal vivo. Va bene, sì, quindi insomma c'è apprezzamento anche per quanto riguarda Sannazzaro, per Acquistapace, giocatore del Delta Porto Tolle, che sta appunto disputando un ottimo campionato, pur essendo un giovane, un under. Allora, mister De Mozzi, passo a te, perché insomma vorrei sapere se sei soddisfatto intanto dei punti che hai acquisito fino a qui, e seppur ci sia qualche rimpianto forse in qualche partita, cioè si poteva ottimizzare forse, anche se però adesso mi viene in mente così che qualche rimontona l'avete fatta, no? Sì, no, soddisfatto assolutamente. L'ultimo secondo. Soddisfatto assolutamente per la classifica, perché bisogna sempre tornare dall'inizio, no? Agli obiettivi. Gli obiettivi, quando io sono andato a parlare con la società, prima con Davide e poi con la società, gli obiettivi sono stati chiari, mi hanno detto c'è da salvarsi, c'è stato completamente un cambio di rotta rispetto agli altri anni all'est. E mi ha detto c'è da salvarsi e fare un campionato onorevole. Io ho detto ok, bene, la situazione è da qua fino a qua, e io ho detto ok, però gli ho detto si può fare ugualmente una cosa che può portarci delle soddisfazioni. Allora con Davide abbiamo detto bene, andiamo a prendere. Allora, intanto non ci mettiamo a fare una gara, perché in Serie D cosa succede? Che la maggior parte delle squadre prendono portiere, 2 terzini, fanno sui giovani così. Sì. Tu vai a fare una gara e poi ti trovi a fare una gara con Trento, Arzignano, questo e quell'altro, ho detto tagliamo a testa al toro, terzini vecchi, piano, tra virgolette. Sì, non hanno. E ho cominciato a farmi venire in mente contro chi ho giocato. Prendiamo Presello. Presello ci gioco contro 3 anni fa, ero un under, ok? Ero a Chioggia, perdiamo 5-0 ma devastato. Presello dov'è? Eccellenza l'anno scorso, perché l'hanno lasciato, l'ho tirato fuori dal cassetto, diciamo, io ogni tanto lo prendo in giro, li ho tirati fuori dal cassetto perché nel momento in cui poi non sono più under, via, ciao, li mandano giù in eccellenza, ma giocatori di qualità, ok? Bordi stessa cosa, me l'ero ricordato quando si giocava con l'Arzignano, era un fuori quota che mi impressionava per come da fuori quota riusciva a costruire, e poi ci abbiamo aggiunto anche dei ragazzi appunto che venivano dall'estero con un intento di un progetto di gioco, no? Partendo dalla difesa, dove non c'è nessuno, diciamo, fuori quota come giovane o quote, come li chiamano, quota giovane. E a parte adesso che ha giocato Oxa, perché prima c'era male, c'aveva male Ruano, ora giocherà perché si è fatto male Bordi. Però partiamo da lì, ma non per difendere, per come impostare il gioco. Perché per cosa succede? Che quando poi in Serie D gli allenatori sono molto bravi, metti i giovani, io uguale, metti i giovani, facciamo impostare là e poi andiamo a chiuderli là.
cosa succede? Palla lunga, perché poi non hai l'esperienza per saper affrontare determinate situazioni, certo. invece quell'altri ce l'hanno un po' di più. Se vuoi fare un gioco di costruzione, diciamo. Poi perché i giochi, non è che quando sento dire parlare si gioca a calcio, l'Este è una squadra che prova a giocare a calcio, tutte giocano a calcio. Ok, sì, ho capito. Perché poi, per esempio, c'è un allenatore, che non voglio neanche fare il nome, che ha fatto Serie B ed è bravissimo, gioca un calcio in maniera totalmente diversa, ma è molto efficace. Mette 4 punti e continua a mettere la palla lì. Seconda palla e poi da sopra giocano. L'ha detto mister Albieri, il calcio è una roba semplice. No, è questo allenatore famoso per il 3-3-4. Ok, boh. E però... Chi è? Mister, chi è? Tu sei un fanatico del 3-3-4. No, vabbè, senza cosa, però è un altro modo di vedere il calcio. Sì. Ma questo non vuol dire che loro non lo stavano facendo o non stando giocando a calcio. Ecco, noi si è fatto un altro tipo di pensiero e poi dove andiamo? Siamo andati a prendere i giovani dove gli altri non li cercano. Ok, per cui, per esempio, mi è arrivato Benjamin, che secondo me finora, fin quello che ho visto ora, è il miglior 2002. Perché un 2002 che lo metti in mezzo al campo ti imposta anche, perché domenica sia con la Feltrese al secondo tempo, il mister l'ha visto, noi abbiamo cambiato completamente, diciamo messi a 2 in mezzo al campo, e questo era uno dei 2 che impostava il gioco, un 2002 che ti imposta il gioco, che l'anno scorso giocava a Spinè in eccellenza, si allenava alle 8 di sera a 3 allenamenti. Giovani con qualità comunque, mister. Questo sì, poi però per esempio domenica non ci sono rimpianti, anche se domenica, oggi gli ho fatto anche vedere il video, domenica abbiamo guadagnato un punto perché abbiamo recuperato la partita, ma c'è tanto, siamo ancora... C'è tanto da crescere. Il mister ci ha fatto i complimenti, ma domenica c'è un fermo immagine dove noi stiamo vincendo 1-0 con un uomo in più. Riceve la palla un difensore, ci sono 8 punte. Ora 8 punti anche no. Certo, ho capito. Nel senso, 8 ho capito, punti è un po', c'è qualcosa da registrare esagerato. ancora, ma chiaramente... Sì, tanto c'è da registrare. Allora, l'Est sta facendo una buona classifica e tutto, ma credetemi che a livello di gioco, di organizzazione del gioco, c'è tanto da migliorare, soprattutto i ragazzi devono capire che hanno una grossa come si può dire, possibilità, che fra un po' d'anni quelli che hanno sopra i 30 anni non giocano più, sono loro adesso che devono mettersi in mostra per andare sulle grandi squadre e hanno le qualità per farlo. Poi ti stanno guardando da casa, immagino. Devono dimostrare, ma io ho una squadra che sono contentissimo, ho ragazzi di qualità. Avvisando, ecco. Mister Albieri, come vuoi replicare a questa cosa? Io per la partita lo ribadisco anche adesso, ho visto una squadra molto organizzata, una squadra che proprio gioca a calcio, insomma, infatti mi è piaciuta molto, insomma, perché non sono tanto d'accordo col mister, perché in questo campionato non tutte provano a giocare così a calcio dal basso come gioca lui, tante squadre buttano sta palla, speculano molto. Dopo riguardo al 3-3-4 io ho avuto la fortuna di vincere una C1 e salvarmi in B a Cittadella con mister Glerian, quindi cioè io con il mister, anzi lo saluto perché per me è stato l'essenza, insomma, di avermi insegnato a giocare a calcio in una certa maniera, quindi ho fatto 2 anni con lui straordinari. Ezio, no? Sì, lo ricordo perché secondo me è stato uno dei più grandi che abbia mai avuto nel calcio, insomma, sono una persona fortunata perché lavorare con una persona del genere, con un mister del genere, si può solamente capire che tipo di mentalizzazione ha il mio cervello, perché poi aver fatto anche dei risultati straordinari, sono stati i primi a portare il club in Serie B e poi anche tenerlo anche poi l'anno dopo in Serie B, quindi questo è un discorso che mi fa andare indietro nel tempo di quando giocavo, ma bellissimo, straordinario. Riguardo la cosa che mi piace molto dell'Ester di mister De Mozzi, che non conoscevo, oppure conoscevo che aveva allenato degli anni a Chioggia, che gioca proprio con il trequartista, gioca col trequartista puro, un trequartista che gioca tra le linee, che cerca sempre di essere fantasia. Ho visto giocare col 10 questo ragazzo, sto greco, che mi è piaciuto molto, è un Rui Barros, un ragazzo veramente maidom, un ragazzo sempre pronto per innescare, per portare avanti un percorso d'attacco. Poi soprattutto una squadra che anche nei 3 davanti, anche l'attaccante Cardellino, un giocatore in prospettiva molto importante, un giocatore maidom, un giocatore che mena, che corre, che riempie l'aria, quindi veramente una squadra che mi è piaciuta molto, mi ha destato veramente un'ottima impressione e infatti i risultati stanno arrivando. Però come ha detto un po' Andrea Pirlo ieri della sua Juventus, sarà ancora al 60%, 70%, quindi a margine di miglioramento. No, sicuramente dovranno correre di pari, perché adesso non so chi hanno nel cenacolo di giocatori, perché un giocatore come Bordi, concordo in pieno con quello che hanno detto nell'analisi, che il mister sta dicendo che anche da fuori quota
ha questa grossa personalità di giocare questa palla, infatti è un difensore che, se tu magari dici i difensori devono essere veloci e alti, invece è un tempista, un giocatore che legge prima, un giocatore che viene fuori palla al piede, che gioca senza sudare, perché legge prima, c'è una velocità di pensiero secondo me superiore alla categoria. Certo. Questa è l'analisi che fa uno come me, che ha una storia e un vissuto che riesce a vedere, captare e capirla, insomma. Certo, mister. Allora io adesso farei l'ultima domanda al mister dell'Este De Mozzi, poi passiamo a parlare di Union Vis, perché insomma ci sono due ospiti qui in studio, Alessandro Castellan e mister Luca Boldrin. Sì, di prima categoria. Rovigo, Chiaro. Mettiamogli un po' di pepe, ragazzi. Dopo ci pensi tu. Mettiamogli un po' di pepe. Mister De Mozzi dell'Este, mi dici l'ultima giornata, la giochi contro il Delta Porto Tolle, ci seguono da Porto Tolle, cosa ti giochi l'ultima giornata? Se ce la fanno giocare. Allora, intanto l'ultima giornata a maggio, quella o d'andata? No, di ritorno. Allora, intanto sinceramente la mia speranza è lì di essere già a posto con la classifica, ma non per paura del Delta Porto Tolle o meno, spero di essere, per non arrivare all'ultima giornata, perché spero di essere già a posto. Poi quando noi siamo a posto con la classifica, quando abbiamo raggiunto il primo obiettivo, poi è tutto da vedere. È tutto da vedere, come posso prevedere cosa posso giocarmi? Se magari c'è da giocarsi qualcosa che sia la salvezza, che sia qualcos'altro, si gioca contro una squadra forte, ma come ne abbiamo già trovati, ma anche loro sapranno che giocheranno contro una squadra che spero che a quel momento lì sarà 100%. Ora siamo una squadra di giocatori bravini e sanno diventare forti, speriamo che quel momento lì diventare forti. Esatto. Va bene, questa era un po' l'analisi di mister De Mozzi, che chiude così la parentesi per quanto riguarda l'Este. Noi diamo anche lettura delle classifiche dei vari campionati proprio rapidamente, per poi passare a parlare di Union Vis Lendinara e della prima categoria. Questa era la classifica marcatori del girone C di Serie D, ma comunque possiamo sorvolare perché praticamente è uguale a quella della settimana scorsa, perciò andiamo avanti con l'eccellenza nel girone A, perché il Castelbaldomasi è ancora fermo insieme all'Albignasego con gli stessi punti in classifica rispetto alla settimana precedente, perché insomma non si è giocato. Questa è la classifica, Castelbaldomasi fermo ancora a 6 punti. Mister Albieri, mi guardi? Vuoi dire qualcosa? Sì, perché volevo salutare il direttore sportivo, il grande Franco Gobbi, Ciccio Pizza Gobbi, che volevo salutarlo tantissimo e mandargli un abbraccio, insomma, visto e considerato che abbiamo fatto delle stagioni insieme straordinarie, quindi tutti fermi. Saluto tantissimo, che è un grande direttore, insomma. E tu saluti ovviamente Franco Gobbi, ovviamente ci uniamo tutti quanti. Lo saluto tantissimo perché nelle puntate precedenti non l'avevo mai salutato, e quindi non voglio mancare di rispetto brutto a nessuno. Gesto questo. Volevo mandargli questo grande saluto, perché visto e considerato che ci ascolta, che ci guarda tutti i lunedì, volevo mandargli questo fortissimo abbraccio, anche sperando anche che possa ripartire il campionato il prima possibile, insomma, che il Castelbaldo possa vincere tutte le partite e iniziare appena ripartono, insomma, ecco. Vediamo anche per l'amore e l'impegno mister, che ci mette per il club, insomma. Va bene, vediamo gli altri campionati e vediamo la classifica. Dopo aver salutato anche Franco Gobbi e tutto il Castelbaldo, questo è il girone B di eccellenza, con lo Scardo Vari a 8 punti, quindi a meno 5 dalla prima, che è il Porto Mansuè. Possiamo passare alla promozione girone A, dove milita il Badia Polesine, città della quale abito, esatto, perciò il Badia Polesine, che ha iniziato davvero molto bene con 11 punti in classifica, solamente a meno 2 dalla vetta della classifica. Luca Boldrin, ti aspettavi questa classifica del Badia, ambiente che tu conosci molto bene, insomma, ci vivi? Sinceramente no. Neanche io. Però dico sempre che comunque i risultati, se vengono, un motivo c'è. Sì. Quindi con molta sincerità faccio i miei complimenti comunque alla società, al mister che lo conosco anche, e spero che comunque si possa togliere delle soddisfazioni. Tutto qua. Esatto, quindi belle parole anche per il Badia. Andiamo a vedere cosa invece succede nel campionato di seconda categoria girone H, perché anche lì non si è mosso niente, e vogliamo ricordarvi
come sono messe in classifica le diverse squadre. Adesso arriva, grazie all'ausilio della nostra regia, la classifica di seconda categoria, girone H, con la coppia Polesine Camerini e Turchese davanti, inseguite a 3 punti di distanza dalla Villanovese. Via via tutte le altre chiude il Medio Polesine con un punticino solo in classifica. A questo punto torniamo al livello di prima categoria, girone D, il girone Rodigino, dove appunto milita l'Union Vis. Vediamo la classifica, grazie alla regia, prego, perché qui mister Albieri vuole vedere la classifica, e allora anche a casa. Che mi interessa di più. Esatto. E interessa moltissimo anche ai nostri telespettatori. Vediamo la classifica, eccola qui, con l'Oreo bloccato a 15 punti, inseguito dall'Union Vis Lendinara e dalla Fiessese con 13. Union Vis Lendinara che stasera è qui con noi, con il mister Luca Boldrin e il giocatore, non ancora allenatore, stavo per dire allenatore, magari lo farai l'allenatore, Alessandro Castellan. Che gli frego il posto. Che gli frego il posto subito, esatto. Aspettiamo un po'. Quindi, non so chi vuol cominciare, io comincerei dal mister Luca Boldrin, perché insomma, anche sinceramente non mi aspettavo di vedere un Union Vis così brillante e così subito da primo posto, o circa, perché avete una partita in meno rispetto all'Oreo, quindi primo posto a portata. E soprattutto che peccato fermarsi adesso, perché c'era il big match con l'Oreo in un momento in cui voi fate davvero paura a tutti. È sicuramente un peccato fermarsi in questo momento. Che dire, sì, eravamo in un momento veramente ottimo, sicuramente è merito comunque dei ragazzi che comunque mi seguono durante la settimana. Che dire, non c'è molto da dire, siamo in corsa e speriamo che ci permettano di continuare questa corsa. Senz'altro. Castellani invece, tu arrivi dalla Serie D, arrivi dal Sona, intanto ti chiedo che sei andato a Lendinara, sorridi, qual è il motivo? Sì, ero a Sona nel girone lombardo, nel girone B. E ci sono state alcune vicissitudini personali, non un motivo prioritario centrale, ma alcune vicissitudini personali per cui ho fatto una scelta, quella di lasciare la squadra. Sì. Dopo la sconfitta di 2-1 a Seregno. Eravamo partiti con una squadra giovane che voleva salvarsi, ci hanno inserito nel raggruppamento lombardo, che comunque è un campionato molto tosto. Poi io ero partito con delle idee, dopo mi sono trovato là con una situazione che non rispecchiava quello che mi aspettavo e di conseguenza, appunto per motivi personali, ho fatto questa scelta qui di tornare a casa mia. La società la ringrazio, mi hanno accontentato, diciamo che non mi hanno messo i bastoni fra le ruote, anche perché comunque non ha molto senso tenere un giocatore che magari non vuole restare. Sì. E niente, sono tornato a casa e ho sentito varie squadre della zona, però io conoscevo bene Luca, sapevo che è un bravo allenatore, so che a Lendinara c'è un progetto di un certo tipo, mi hanno proposto di collaborare col settore giovanile, di fare responsabile dell'attività di base, quindi una cosa nuova per me che mi staccava anche dal ruolo di giocatore solo ed esclusivamente come ho fatto fino ad ora. E quindi ho fatto questa scelta qua e sono contento e consapevole di aver fatto una scelta che in questo momento ritenevo la migliore, e infatti sono partito con entusiasmo. Ho fatto una settimana purtroppo solo di allenamenti con la squadra, ho giocato una partita che abbiamo vinto 5-0 e mi sono divertito, quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene a livello di prima squadra, ma anche di settore giovanile, perché è una società molto organizzata che ci tiene molto, con persone intanto molto educate e molto anche ambiziose, però con umiltà, e mi è piaciuto molto l'approccio che ho avuto con la dirigenza, quindi ho accettato questa cosa sperando di portarla a termine, sempre per i soliti motivi di cui abbiamo discusso fino adesso. Sono fiducioso dal lato sportivo,
non troppo fiducioso per come stanno andando le cose a livello extracalcistico, Sì, che esatto, purtroppo, sanitario, diciamo così. purtroppo lì non dipende da noi, quindi ci atterremo a quello che sarà. Esatto. Mister Luca Albieri, un commento sul girone, anche su questo Union Vista che ha sorpreso anche te, no? Sicuramente sì, poi soprattutto anche l'acquisto di Alessandro, un acquisto decisamente importante che fa fare il salto di qualità proprio l'organico di mister Luca Boldrin, perché sinceramente col suo arrivo, oltre ad avere già una squadra decisamente importante, sicuramente Castellan con la sua esperienza, la Wisla Dinara è la candidata numero 1 a vincere il campionato, però è chiaro che non sempre le grandi squadre con i grandi giocatori possono ottenere la vittoria, perché questo è un campionato dove c'è anche il Loreo, che è un'ottima squadra, che è partita bene, ha vinto quasi tutte le partite a parte l'ultima scoppola che ha preso, l'unica che ha preso a Fiesson-Bertiano, dove la Fiesese sta facendo un ottimo campionato, e poi sostanzialmente altre squadre metto dentro il Rovigo, perché sostanzialmente secondo me può essere la squadra che alla lunga nella famosa corsa a tappe potrebbe essere la squadra che potrebbe strappare, però uso il condizionale, nel senso che se non si riparte stiamo parlando sostanzialmente di niente, di quindi fuffa. mi auguro, stiamo parlando di fuffa, mi auguro che possa ripartire nel breve periodo e non nel lungo periodo come si dice, perché nel breve periodo si potrebbe subito capire anche fra un paio di partite quali sono le squadre che secondo me, a mio modesto parere, Lendinara, Loreo e Rovigo. E dopo è chiaro che se riparti subito puoi anche buttarci dentro qualche giocatore importante, perché tutte le squadre vogliono provare a vincerlo questo campionato, che è un campionato difficile, non facile, perché anche le squadre che non sono partite bene sono squadre tutte attrezzate, perché ricordiamolo bene che in prima categoria gioca solamente un fuori quota, giocano tutti i giocatori in quota, e in questa prima categoria ci sono tutti i giocatori che hanno ripetuto, quindi tutti i giocatori esperti che hanno ripetuto tante volte, di conseguenza è una prima categoria molto atipica, campionato difficile con un arbitro. Molto ostico. Non dobbiamo dimenticarci che c'è un arbitro, quindi non è per niente difficile. E niente è scontato, Faccio ovviamente. Un po' al lupo, però è chiaro che alla Wisla Dinara sicuramente sarà la squadra da battere. Ecco, sì. Qui Luca Boldrin. Quindi ho detto tutto sostanzialmente. Si sentono i gufi di Polesella che guffano fino a... Io ho detto fin da subito la mia simpatia è per il Rovigo, è la nostra città. Abito in provincia di Rovigo ormai da 15 anni, di conseguenza l'ho sempre detto anche pubblicamente che tifo per il calcio Rovigo, insomma, dopo è chiaro che vinca il migliore, perché qua ci sono dei ragazzi che sono degli amici e quindi non vado manco a rispetto nel loro lavoro e tutto quello che ci va dietro. È chiaro. Butto un pochettino di tempo per andare fuori sempre dagli soliti gol. Dagli schemi, sì. Però è chiaro che io l'ho detto pubblicamente, sono già 3 anni che tifo per il Rovigo, insomma, ecco. Ok, non è che mister, io ti fermo perché abbiamo... Mi prendo le mie responsabilità di quello che dico. Circa 5 minuti per parlare di Union Vis e vorrei sfruttare gli ospiti qui. Ah, non mi vuoi più far parlare? No, non ti ho bloccato, assolutamente, non ti bloccherai mai, lo sai, assolutamente. Però vorrei chiedere intanto a Luca Boldrin, insomma, se ti aspettavi anche tu un Union Vis così, perché a me mi è venuto da chiamarti prima il De Zerbi della zona, perché insomma l'Union Vis che segna a palate, tu che sei giovanissimo come appunto l'allenatore del Sassuolo, calcio sfavillante anche con ottimi giocatori come Alessandro, vi candidate a fare un po' la sorpresa quest'anno, come ha detto Albieri? Con gli acquisti che abbiamo fatto, insomma, è logico che proviamo a starla davanti. Sì. Dopo tradire il fare, c'è di mezzo. Perché comunque, come ha detto il mio amico Luca, ci sono anche altre realtà che comunque ambiscono a star là, ed è giusto che sia così. Io quello che dico sempre, ragazzi, è che comunque noi dobbiamo essere umili e capire che comunque solo tramite il lavoro possiamo arrivare a quello che è il nostro obiettivo. Senz'altro. Come ripeto, come ho già detto, ho la fortuna di avere comunque dei ragazzi che mi seguono, e quindi spero con tutto me stesso che comunque ci sia la possibilità di far bene. Senz'altro. Un'altra domanda volevo farti, il gruppo è confermato, hai detto che avete continuato ad allenarvi, però questa ultima settimana
tutto bloccato, giusto? Sì, in questa ultima settimana non ci siamo allenati. Ecco, il gruppo come l'ha presa? Perché insomma in una squadra di prima categoria, come dicevamo prima, anche il discorso economico, extra lavorativo, insomma il calcio non è esattamente la professione primaria. Il gruppo è confermato? C'è stato qualche abbandono? Oppure... Allora, attualmente il nostro gruppo comunque è intatto. Okay. Tra l'altro colgo anche l'occasione per parlare un attimo della nostra società, perché comunque è una società che non ci fa mancare niente, e qui c'è anche Alessandro che lo può testimoniare, e quindi noi eravamo veramente in un bel momento, sì. Grazie e soprattutto alla società che ci permette di lavorare in maniera tranquilla e serena, non ci fa mai mancare nulla. Abbiamo comunque la possibilità di lavorare anche in strutture che comunque non c'entrano assolutamente niente con la categoria, e questo per me è un motivo di orgoglio, quindi colgo l'occasione, visto che sono qui, di ringraziare la società, da Vittorio Stocco a Mattia Cavallaro e tutte le persone che comunque ci permettono di lavorare in tranquillità, sì, e con professionalità. E per quanto riguarda il gruppo, ripeto, il gruppo è sostanzialmente confermato? Sì, rimane confermato, e penso che comunque sarà il gruppo che rimarrà da qui fino alla fine, sì, perché comunque abbiamo un ottimo gruppo sia dentro che fuori dal campo, e questa non è una cosa da poco. Ok. Ho capito, insomma, quindi il gruppo fondamentalmente confermato, quello dell'Union Vis, gruppo di cui fa parte Alessandro Castellan. Alessandro, ultima domanda perché siamo davvero in chiusura in questa serata. Ecco, intanto come ti sei approcciato a questa prima categoria? Ce l'hai detto. Come hai trovato, hai fatto una partita sola, poi ti hanno bloccato praticamente col DPCM, però le prime sensazioni della categoria, ti stai allenando comunque in una società ben attrezzata, e dove si arriva quest'anno? Puoi dirlo perché tanto qui non si sa quando si torna a giocare, quindi non si ricordano. Posso dire solo una cosa, che la categoria non la conosco assolutamente. Ho fatto, sì, la prima volta, no? Esatto, però come mi sono presentato il primo giorno, tutti i miei compagni mi hanno colto molto bene. C'è gente che secondo me ha qualità, c'è gente che ha rispetto dei compagni, c'è gente che ascolta l'allenatore, c'è gente che ha voglia di sudare e di sacrificarsi, quindi secondo me i presupposti per fare bene ci sono. Dopodiché, avendo fatto solo una partita in cui probabilmente le cose sono andate anche bene da subito, nel senso che si è riusciti a fare un paio di gol nel primo quarto d'ora, quindi sì, è andata in discesa, e quindi sono consapevole che ogni categoria ha le sue difficoltà, ogni categoria ha quelle 3-4 squadre importanti che cercano di vincere, e bisogna essere bravi a calarsi nella parte per affrontare il campionato. Quindi so l'obiettivo della società qual è, sono consapevole che hanno fatto anche degli sforzi di un certo tipo, e quindi noi cercheremo di accontentare la società. Hai una responsabilità, diciamo così. Mister Albieri, hai qualcosa da dire? Ho dovuto imparare in seconda categoria, quando io giocavo a Castagnaro, che aveva già qualche capello bianco, veniva a fare degli allenamenti con me, perché dicevo: ma come fa questo qua a 40 anni, 38, quelli che avevo, a giocare così bene e calciare punizioni sotto il 7? E quindi Ruto veniva ogni tanto a rubarmi qualche segreto, e Ruto lo può dire tranquillamente, che vedeva uno che non aveva voglia di allenarsi, che faceva solamente la partitina. Io venivo da Modica, che mi faceva, e lui veniva lui ha giocato nel Celano con Modica, quindi veniva da me. Le hai imparate secondo te, mister? No, veniva perché gli piaceva vedere come toccavo la palla, come giocavo, come ridevo, come scherzavo. Dalla Serie C sono andato a vedere come calciava lui, perché c'era questo metodo di Albieri. I miei ragazzi alle 10 di sera in seconda categoria, con che voglia andavo con sti ragazzi la sera a giocare a pallone, quindi è stata una cosa bellissima. Il mio percorso è stato fantastico, e questo ragazzo qua era giovane, e mi è venuto a prendere un po' di scuola, insomma. Bella chicca questa, mister. Oggi come oggi è un giocatore importante, insomma, qualche segreto gliel'ho detto, che nel calcio non conta correre, conta la testa. Adesso ho capito perché Castellan ne sa sempre una... conta correre, ha visto Albieri come usi la testa dentro il campo. Ho capito, mister. Allora io andrei da Eleonora Veronese, perché siamo veramente in chiusura. Se è arrivato qualche messaggio, Eleonora, e se vuoi salutare tu... Informissima direi stasera, Informissima secondo mister Albieri. Abbiamo parlato solo di calcio, però adesso voglio avere anche dire qualcosa di tecnico. Non basta un'ora e mezza per parlare di calcio, se ci mettiamo a parlare anche di Eleonora, veramente qua non è più finito. Stasera ho avuto veramente
si è comportata in maniera certosina, la verità. Bene, mister. Anche un vestito bellissimo, un bel colore, il verde, bella abbronzata, bella gamba e tutto quello che ci va dietro. Insomma, Perfetto, mister. Anche questa delucidazione completa, anatomica. Sì, voglio essere così. Benissimo, benissimo, mister. Allora, meno male che fai sempre questi commenti verso fine puntata. Una squadra di calcio femminile. Ma ti dico la verità, potrebbe essere il mio futuro. Potrebbe essere il mio futuro, guarda. Bravo, professor Nazzaro, perché l'hai visto bello convinto. Allora, a questo punto, Eleonora, se non ci sono particolari messaggi, vuoi salutare tu i nostri ospiti e anche i nostri telespettatori da casa questa sera? Saluto. Te la senti? Tutti. Certo, Prego. certo. Vai. Grazie mille a tutti per essere venuti, grazie mille per averci visto e ci vediamo lunedì prossimo. Ho visto poco oggi. Abbiamo visto poco, a lunedì prossimo forse, vediamo, restate connessi con Lunedì in Campo. Alla prossima, al prossimo lunedì. Buonanotte e buon calcio a tutti, grazie mille.